Presidente Lombardo, signori colleghi, ringrazio la Presidente del Consiglio e l'assessora Corona per aver assolto alle proprie funzioni, garantendo per tutto il tempo, al contrario del resto della Giunta, la propria presenza allo svolgimento dei lavori in questa Assemblea. Può sembrare un'anomalia questo ringraziamento, ma purtroppo ci hanno abituato a questa strana normalità, visto che il nostro governo, cioè il governo dei sardi, è amputato, e non da oggi, della sua giunta e del suo stesso Presidente Cappellacci, un Presidente assente o, quando raramente c'è, è un po' evanescente. Per cui, come ha sottolineato il collega Cappelli stamattina e anche qualche altro collega, pongo anch'io il problema della credibilità di questa Assemblea straordinaria che, per l'elevatura dei temi in corso di trattamento, dovrebbe firmare una pagina importante della nostra storia. Nel corso del dibattito svolto in questi 2 giorni e dall'esposizione delle mozioni presentate dalle diverse rappresentanze politiche in questo Parlamento, emerge un dato importante che accomuna tutte le nostre diversità ideologiche e politiche, e cioè la consapevolezza che esiste il popolo sardo con la sua identità, la sua lingua, la sua storia, la sua cultura e la piattaforma continentale che delimita i confini territoriali della Sardegna. Preso atto concretamente che non si può prescindere dal diritto all'autodeterminazione del nostro popolo nella scelta della propria strada politica, giuridica e istituzionale, possiamo ribadire in modo unitario che la Sardegna è una nazione e che il suo popolo rivendica la propria sovranità, l'autogoverno e l'autodeterminazione, diritto sancito anche dalle Nazioni Unite e dalla Comunità Europea attraverso processi democratici e di partecipazione condivisa. In un momento drammatico di genocidio economico e culturale per il popolo sardo, con la negazione del diritto ad esistere, di fronte alla crisi che investe tutti i settori economici, sociali e culturali, la svendita del patrimonio ambientale, l'imposizione delle servitù militari, la minaccia di nuove servitù nucleari su cui nessuno di noi qua dentro può permettersi il lusso di distrarsi, la negazione del diritto allo studio, l'infelice modello di sviluppo industriale che ha seminato povertà, desertificazione e malattia. La classe politica sarda, di fronte alle responsabilità che le sono proprie per il fallimento e la cattiva gestione della stagione dell'autonomia, che noi riteniamo superata, oggi è chiamata all'apertura di una nuova pagina istituzionale che deve vedere la partecipazione attiva nella sua scrittura e nella sua determinazione del popolo sardo, in modi da definire i tempi reali che siano veloci e certi. Questa riscrittura, per essere veramente condivisa e partecipata, deve andare oltre la routine del Consiglio regionale, spesso distratto, strabico e in certi casi inadeguato. Il metodo di un'assemblea popolare costituente, nel caso della riscrittura dello Statuto, potrebbe essere uno strumento condiviso se ampiamente rappresentativo dei territori, dei saperi e delle differenze storico-culturali del nostro popolo e non un ennesimo momento di lottizzazione partitica e politica. Questo dibattito politico-istituzionale di ridefinizione dello Statuto e dei rapporti fra noi e lo Stato italiano, non può e non deve prescindere dal riconoscimento di un nuovo soggetto giuridico che è la nazione sarda. Se così non fosse, dobbiamo chiederci in questa sede di che stagione di sovranità stiamo parlando. Questo status non può essere solamente definito fra la Regione autonoma della Sardegna e lo Stato italiano, in quanto rischieremo di impantanarci nelle sabbie mobili della cosiddetta riforma federale. Una riforma che in realtà di federale non ha niente, ma prospetta sin dalle prime avvisaglie, vedi il federalismo fiscale, una nuova forma di statalismo di stampo nordista che ambisce a concentrare sempre di più le ricchezze nel settentrione d'Italia, impoverendo, penalizzando e discriminando il meridione e la Sardegna. Bisogna superare la politica unilaterale delle concessioni e per far ciò dobbiamo coraggiosamente metterci in relazione anche con la Comunità europea
e trovare soluzioni e nuove forme alle nostre esigenze di sovranità, anche istituzionalmente e giuridicamente con essa. Questo certamente è un percorso nuovo e difficile, ma che non possiamo non praticare. Se c'è la nostra volontà unitaria come Governo dei Sardi, se sappiamo suscitare partecipazione popolare e condivisione democratica, su queste scelte all'interno della nazione sarda è possibile l'apertura di una nuova stagione di sovranità e, per quanto riguarda noi, la rottura della dipendenza con la costruzione di un nuovo percorso di prosperità, di libertà e di indipendenza per la Sardegna. Su questi temi, con la chiarezza dovuta, sono a disposizione di questa Assemblea per trovare le migliori condizioni giuridiche nel rapporto con l'Italia e con l'Europa, per la realizzazione del diritto inalienabile dei sardi all'autodeterminazione e all'indipendenza. Con preoccupazione, nel corso del dibattito, anche questo pomeriggio, sono emerse addirittura delle censure su terminologie come sovranità e indipendenza, definite dal consigliere Locci in antagonismo con la Costituzione. Tutto ciò in una fase storica in cui il mondo punta gli occhi sui sempre più grandi e diffusi fermenti indipendentisti in tutta Europa. Così pure come ho colto che si crea ancora confusione, io credo volutamente, fra separatismo e indipendentismo. È la confusione creata da chi ha privilegi da difendere o responsabilità da nascondere. Ripeto che alla base dell'indipendentismo moderno c'è il pensiero di Simon Mossa, grande internazionalista e indipendentista, che sostiene: noi vogliamo conquistare l'indipendenza per integrarci, non per separarci nel mondo moderno. Io credo che, a parte l'effetto della demonizzazione del concetto di indipendentismo confuso con separatismo, io ho la certezza che il sentimento indipendentista in quest'Aula e fra i sardi sia molto più diffuso di quanto non si pensi. Grazie.